Riaprirà il prossimo 6 marzo, dopo 1338 giorni di chiusura, il viadotto Preturla a Ravanusa e della Licata Torrente Brahemi. A comunicarlo il sindaco della città, Carmelo D'Angelo, che in un suo post chiede scusa ai licatesi, ai ravanusani, ai canicattinesi, ai pendolari delle aziende, a tutti quanti, sperando, afferma Carmelo D'Angelo, che ciò che non doveva accadere in un paese civile non accada mai più. Un ringraziamento viene fatto dal sindaco di Ravanusa anche a chi con il proprio lavoro ha consentito la riapertura dell'importante arteria vitale in un territorio molto trafficato e primario per la nostra economia. Una nota di plauso arriva anche dal segretario della UIL, Geri Acquisto, che a nome di tutta l'organizzazione commenta così la riapertura del ponte Petrulla dopo 4 anni e mezzo dal suo crollo. Una bella giornata finalmente per la nostra provincia e l'area sud-orientale dell'Agrigentino. È un giorno di rinascita, afferma Acquisto, e speriamo un ritorno alla normalità dopo danni economici incalcolabili per tutto l'indotto. Noi riteniamo, sostiene il segretario provinciale della UIL, che quello della manutenzione stradale, di ponti e di tutte le strade del territorio per evitare altre chiusure o eventuali crolli debba trovare nelle istituzioni un processo di velocizzazione dalla manutenzione ordinaria e straordinaria agli standard di sicurezza che al momento in tante arterie non ci sono. Gero Acquisto punta il dito anche su altre emergenze aperte come quella del ponte Morandi e del viadotto Petrusa, che possono trovare soluzione assieme alle strade che oggi versano in condizioni pietose. Le strade sono per il segretario della UIL la fotografia di una provincia ancora in ginocchio e desiderosa di un intervento dello Stato, del governo regionale e dell'ANAS.